successo dietro i maglioni se ci colpivano. Sono stato un bambino bello, ma in fotogenico. Ho iniziato a parlare tardi e poi non ho mai smesso. La mia famiglia era una qualunque, la mia casa era molto accogliente. Amavo tanto quei lunghi viaggi in macchina di notte. Seduto dietro ai miei genitori, pensavo, dormivo, guardavo di fuori le vasche da bagno lasciate nei campi per fare degli animali. Bionde di legno negli anni 70 ci divertivano. Sassi lasciati dall'alto del vuoto per sentirci meno soli. Dei cerchi di gesso dietro ai maglioni se ci colpivano. Ah sì? È vero. Fratello, per consentirmi unico, poter dormire in un letto a castello, magari sopravvivendo. Un tappeto come una montagna e come porta una sara ginesca. Potevo fare qualsiasi cosa, l'importante era coprirsi con le dita e con i colori. Pensavo, dormivo, guardavo di fuori le vasche da bagno lasciate nei campi per parte degli animali. Bionde di legno negli anni 70 ci divertivano. Sassi lanciati dall'alto del vuoto per sentirci meno soli. Nei cerchi di gesso dietro ai maglioni se ci colpivano insieme. E adesso cosa faccio? E adesso cosa devo fare? And Jupiter aligns with Mars.